Diamo inizio alla presentazione del calendario 2021 Tuami Partanna ieri, oggi, domani. A tal proposito è doveroso dire che gli amministratori e i moderatori del gruppo Facebook Tuami Partanna ieri, oggi, domani, a causa dell'emergenza Covid-19, sono stati costretti a rivedere la pianificazione dell'evento previsto a dicembre, naturalmente in presenza, presso le scuderie del Castello Grifeo. Pertanto, vista la gravità della situazione attuale e per non mancare all'appuntamento, si è deciso di mettere in pagina questo video di presentazione, frutto di un lavoro di assemblaggio dei vari interventi. Un ringraziamento al sindaco per essere stato presente e all'amministrazione comunale tutta. Un doveroso ringraziamento alla Società Concorde di New York per la fattiva e costruttiva collaborazione e soprattutto a tutti i cittadini che seguono la pagina Facebook Tuami Partanna ieri, oggi, domani, creata per l'appunto il 20 maggio del 2020 e che vede più di 3.100 iscritti in appena 6 mesi. Con questo calendario vogliamo donare alla comunità partennese una testimonianza di attaccamento alle nostre radici, utilizzando scatti di vita del passato affinché la memoria rimanga sempre viva e diventi bagaglio di tutti, specialmente per le nuove generazioni. A nome di tutto il gruppo vi auguro una buona visione e speriamo che la presentazione del calendario possa essere di vostro gradimento. Grazie a tutti. Salve a tutti. Questo è un nuovo gruppo, ma che credo che conosciate. Mi verrebbe da cominciare con qui New York vi parla Ruggero Orlando, perché chi ha la mia età si ricorderà senz'altro. Perché qui New York? Perché per la prima volta con noi, o noi siamo insieme a loro, ci sono i nostri amici americani, gli italo-americani che non hanno dimenticato mai Partanna, e forse per loro è più pregnante il titolo che abbiamo dato al gruppo: Tu ami Partanna, ieri, oggi, domani. Forse loro si ricordano la Partanna di ieri, ma in realtà Mulè e gli altri vengono sempre qua a rinnovare il loro patto di amicizia e di affetto con Partanna e con i partannesi. Ieri significa la memoria, perché la memoria è qualcosa di più della somma dei ricordi. L'oggi significa stare attento alla realtà presente, tant'è vero che in questo periodo la realtà non è un granché, ma noi non ci dogliamo per essa, cerchiamo di resistere con fermezza e, come si usa dire oggi, resilienza. Il domani è quello che stiamo costruendo oggi con i sacrifici. Però un popolo che non ha memoria non è destinato ad avere un domani, un futuro. E allora questo gruppo è nato non tanto dalle ceneri di altri gruppi che si bruceranno da soli, ma per incrementare, implementare, forse riscoprire le ragioni della democrazia, che significa uguaglianza. Noi non amiamo i capolioni, i dittatori, gli emergenti, i parvenu. A noi ci piace vivere tranquillamente, riscoprendo quella cultura che appartiene a tutti. Non è la cultura con la C maiuscolo di cui pretendono fregiarsi molti dei personaggi che conosciamo, sempre presente, sempre affetti da quella sorta di narcisismo malevolo che, come è noto, Fromm descriveva come una delle malattie da cui è impossibile guarire. Non ci importa delle malattie degli altri, ci importa della salute nostra. Allora, la salute nostra è basata su lealtà, empatia e autenticità.
E questo lo chiediamo a tutti e per prima cerchiamo di esprimerlo noi. E allora su questo gruppo ci siamo detto tutti, abbiamo visto effettivamente la pubblicazione di foto, che non sono solo foto, ma sono emozioni, sono racconti, sono storie. Ma delle caratteristiche del gruppo e di come è nato vi parlerà meglio Mimmo Scovazzo. Noi qua siamo contenti di essere internazionali. Per la prima volta un gruppo di Partanna è internazionale, nel nostro piccolo, senza vantarsi, riscoprendo in questo periodo così difficile che a volte parlare, le parole, sono indecenti. A volte ciò che conta è il silenzio. Dopo aver visto una foto, dopo aver visto un ricordo, dopo che qualcuno dei membri ha postato qualcosa che ci risuona dentro, che ci riporta a degli affetti, a quello che un tempo si chiamava amore. Perciò vi concludo con questa poesia sul silenzio. Va serenamente in mezzo al rumore e alla fretta e ricorda quale pace ci può essere nel silenzio. Finché è possibile, senza cedimenti, conserva i buoni rapporti con tutti. Di la tua verità con calma e chiarezza e ascolta gli altri, anche il noioso e l'ignorante, anch'essi hanno una loro storia da raccontare. Evita le persone rumorose e aggressive, esse sono un tormento per lo spirito. Se ti paragoni agli altri puoi diventare vanitoso o aspro, perché sempre ci saranno persone superiori o inferiori a te. Rallegrati dei tuoi successi come dei tuoi progetti. Mantieniti interessato alla tua professione per quanto umile. È un vero patrimonio nelle fortune mutevoli del tempo. Sii te stesso, specialmente non fingere negli affetti e non essere cinico riguardo all'amore, perché a dispetto di ogni ardita e disillusione, esso ci permette ed è perenne come l'erba. Accetta serenamente l'insegnamento degli anni, abbandonando con grazia le cose della giovinezza. Coltiva la forza d'animo per difenderti dall'improvvisa sfortuna, ma non angosciarti con fantasie oscure. Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine. Perciò stai in pace con Dio, comunque tu lo concepisca, e qualunque siano i tuoi affanni e le tue aspirazioni, nella rumorosa confusione della vita, conserva la pace con la tua anima. Nonostante tutta la sua falsità, il lavoro ingrato e i sogni infranti, questo è ancora un mondo meraviglioso. Sii allegro, fa di tutto per essere felice. Quando lo sole s'affaccia, lo sole s'affaccia per tutti, puro di sta terra consunta d'arance e di lutti. Sicilia lo me core non sente e non vede lo sole che affaccia. Sicilia lo me core non sente e non vede la luna che muore. Donne su, li miei amici, li miei compagni di scuola, che signero come mia dalla necchia senza luce. Quali scappuccini con la croce. Questo è un paese che non c'è. Mi pare di tornare a una volta, ma di notte in talo letto è un gioco mai risetto.
canciano le cose, le stati e le cristiani. Cos'unno questi che mi italiano? Che un canuscio e mi staniano. Sicilia lo me core un sente e non vede lo sole che affaccia. Sicilia lo me core un sente e non vede la luna che muore. Ma non sono le cose le più canciate, è vero le stati sono diversi. Lo più canciato è sogno e questa è una cosa vera, e quando lo sole s'affaccia mi vede m'Italia e s'ammuccia. Cari concittadini partannesi, un affettuoso saluto. Mi trovo qui a presentare e a testimoniare e a dare atto di un lavoro ben fatto agli amici di Tuami Partanna ieri, oggi e domani, un gruppo Facebook nuovo che è stato presente con tutte le attività nel territorio, dando sempre lustro alla nostra città attraverso una serie di iniziative fatte sui social. Oggi, nonostante le misure anti-Covid, hanno deciso di proseguire un'attività che avevano già programmato da tempo e quindi sostanzialmente hanno preparato il calendario 2021, che speriamo sia l'anno della liberazione dal Covid, ma la cosa che mi fa molto piacere è quella che hanno fatto questa attività unitamente ai partannesi residenti a New York, agli amici della Concordia Partanna, che saluto affettuosamente, molto affettuosamente. Quindi questa unità di partannesi nel mondo oggi fa sì che attraverso i social rimangano sempre in contatto, facciano sempre comunità, ed è un modo di sentire la comunità tutta particolare e in tempi di Covid ancora molto più appassionante. Io ringrazio sentitamente per questo lavoro fatto che vedete alle mie spalle, di questo calendario che vuole essere un buon auspicio per un 2021 che ci liberi sostanzialmente e ci possa far tornare ad abbracciarci tutti quanti dal vivo, e questo è il mio auspicio. Non appena sarà possibile sarà mia cura ritornare a trovare gli amici partannesi a New York e ad abbracciarli tutti uno ad uno. Intanto complimenti agli amici del gruppo Facebook Tu Ami Partanna ieri, oggi e domani, e credo che di queste iniziative, di questi tempi ce ne sia veramente bisogno. Grazie a tutti e buon 2021. Dalla società Concordia Partanna di Ridgewood, New York. Io e il mio gemello Giuseppe Nastasi, tutti e due Giuseppe Nastasi, vi presentiamo il calendario che è stato disegnato dal nostro compaesano partannese Mimmo Girolamo Scovasso in Germania, in collaborazione con Antonino Grinelli. Hanno preparato questo calendario e noi anche qua ne abbiamo avuto copia e lo stiamo pubblicando qua al club e ai partannesi d'America. Questo video eventualmente arriverà a tutti i partannesi del mondo, che sarà una cosa di essere orgogliosi di essere insieme, distanti ma sempre insieme. E adesso vi portiamo dentro il nostro club di Partanna. Andiamo. Signore e signori, buongiorno, è un privilegio e un onore questa mattina dare il benvenuto all'associazione che rappresenta
ieri, oggi e domani, un'associazione nata per conservare i diritti, le cose di una volta, l'antichità, la musica, le attività culinarie, eccetera, eccetera. Questo è il nostro pezzetto di Partanna che è nato nel 1906. Siamo ormai plus centenari, quasi quasi ci avviciniamo a 120 anni. In questo momento io vi vorrei presentare dell'amministratore che questa mattina, come voi potete vedere, abbiamo tutte le maschere, siamo un po' distanziati dalla longitudine che dice il regolamento. Io, Tammy Gardiano, essendo mia moglie che era di Partanna, nata e cresciuta, e così io, essendo pure socio da anni e anni e via di seguito. Allora, ciao a tutti, io sono Steve Marrone, sono il segretario di finanza della Società Concordia Partanna. Voglio dare i miei saluti a tutti i partannesi da Partanna e tutto il mondo, da tutti i partannesi qui da New York. Ciao. Buongiorno a tutti, Gaspare Mistretta, consigliere di Società Concordia Partanna. Saluto a tutti voi in Partanna e auguri a tutti. Giovanni Mistretta, secondo vicepresidente della Concordia Partanna, membro come 60 anni. Saluti a tutti. Buongiorno, partannesi del mondo. Vi saluto da New York, dal Club Partanna, dalla Concordia Partanna. Mi chiamo Giuseppe Nastasi, come il mio gemello Giuseppe Nastasi. Grazie. Buongiorno a tutti, tanti auguri a tutti. Sono Enzo Nastasi, curatore della Società Concordia Partanna. Buongiorno, io sono Benedetto Romeo. Tanti auguri a tutti, sono consigliere del Club Partanna. Io sono un partannese di adozione e mi auguro veramente che questo club continui sempre ad esserlo per come si trova in questo momento. Tantissimi auguri di un buon Natale e felicissimo anno nuovo per tutti quanti. Buongiorno. Io sono Franchi Tranchina, sono orgoglioso di essere del Club Partanna. Speriamo che Dio benedice a tutti se finisce questa malattia per tutto il mondo. Sono un gruppo di 30 anni, sono socio regolare del Club Partanna. Buongiorno a tutti, sono Benedetto Stassi, detto Facce di Lupo. Saluto a tutti i partannesi di tutto il mondo. Ciao. Buongiorno signore e signori, nella sede della Concordia Partanna di New York, l'associazione Concordi, che vuol dire unità, vuol dire Partannesi Uniti, che nel 1906 hanno creato questo pezzetto di Partanna qui a New York. Questa per l'occasione è la nostra terza sede che la nostra società è stata istituita. Siamo nel Queens, New York. Abbiamo 120 soci. Purtroppo in questo periodo di epidemia stiamo cercando di ridurre l'accesso ai soci perché per ora la situazione qui è molto pericolosa. Comunque io questa mattina sono orgoglioso di dirvi benvenuti a Partanna, cioè l'altra Partanna, dove questo ponte è stato istituito 30 anni fa con l'allora sindaco di Partanna e abbiamo annualmente, anche mensilmente, siamo in contatto col comune di Partanna e con la popolazione di Partanna. Abbiamo accettato la creazione di questo calendario tanto per me, tanto per gli altri partannesi, si ricordano i luoghi della nostra infanzia. E io dico il paese è come la mamma che non dimentica mai, anche se andiamo sulla luna abbiamo a queste due persone, una persona e l'altra il nostro paese sempre nel nostro cuore. Io voglio rispondere al nostro caro amico Piazza dove ha scritto la parola rinesciuti. Sì, noi della vecchia guardia che siamo venuti negli Stati Uniti nei lontani anni, ci sono stati coloro che sono venuti qui in America prima del Novecento. E ancora io mi ricordo quando i miei zii che erano qua da tanti anni mi domandavano cosa esce di nuovo a Partanna. Cosa esce di nuovo a Partanna? Partanna ora è una bellissima cittadina, è nel cuore del Belice e siamo noi felici di fare parte di questa situazione nella Valle del Belice. Dunque avevo raccontato un po' la storia.
della nostra associazione, ma è anche giusto e onoroso presentarvi a voi coloro che hanno fatto questo pezzetto di Partanna qua a New York. Vorrei nominarli perché sono tutti nomi di partannesi che sono venuti qua all'inizio del Novecento, anche ci sono stati altri che sono venuti negli anni 50. Allora vorrei nominare il primo presidente Alberto Bacchi, Baldassare Monteleone, Giuseppe Lombardo, Pietro Monreale, Biagio Cappadora, Nicolò Asaro, il cavaliere Anthony D'Angelo, Vincenzo Barbaro, Tony Mulè, Bruno Triolo e Tony Mulè. Ora io vorrei passare la parola al nostro vicepresidente che vi parlerà della seconda emigrazione dei giovani che sono venuti qui in America. Anch'io voglio mandare un saluto a tutti i nostri concittadini di Partanna. Io sono Gio Anastasi, vicepresidente del club di Partanna già circa da 8 anni e sono felicissimo e onoratissimo di avere questa carica. Sono uno dei più giovani, mi chiamano Lo Picceriddo. Adesso non sono più giovane perché ci sono anche altri che sono venuti dopo di me. Comunque, emigrazione. L'emigrazione di oggi è un'emigrazione diversa. Adesso si viene più che altro con un livello culturale molto più alto dei livelli culturali passati. Ormai gli emigrati che arrivano qui dall'Italia non sono più gli emigrati che venivano da un mondo rurale, ma sono emigrati ragazzi che vengono dal mondo della scienza, della cultura, degli studi, hanno fatto livelli di studi molto alti e sono riusciti, anche non potendo riuscire in Italia, a fare quello che fanno adesso in America. Abbiamo anche partannesi che si sono dati nel mondo della scienza, della biologia, come i nostri Gaspare La Rocca, abbiamo anche altri nostri membri giovani che si trovano in Arizona, che sono partiti e adesso lavorano nel campo della pizzeria, della ristorazione, abbiamo anche degli avvocati, partannesi sparsi in tutta America. Comunque volevo sempre dare il mio saluto a tutti e volevo ricordare a tutti che siamo sempre con voi, con il cuore, e speriamo che al più presto riuscissimo a tornare di nuovo tutti a Partanna a festeggiare insieme a voi in un'occasione di stare tutti insieme ed in allegria. Grazie a tutti. Signore e signori, buongiorno. Ancora una volta Tony Mulè sta per parlarvi delle attività religiose che abbiamo nella sede della Concordia Partanna. Come voi potete testimoniare, abbiamo il nostro Santo Padre, il nostro Santo preferito, anche se non possiamo dimenticare San Vito, nostro patrono di Partanna. Questa festa è incominciata anche per onore e privilegio del signor Gio Cesare, che purtroppo se n'è andato in un altro mondo, ma lui sarà ricordato insieme con tutti i soci e tutta l'amministrazione. Vi sto presentando al professor Giuseppe. Vuoi dire il tuo cognome per favore? Giuseppe Anastasi, Giuseppe, come l'altro Giuseppe Anastasi, il mio gemello. Lui è stato nominato alle pubbliche relazioni della società Concordia Partanna, ha curato veramente con il cuore e con pazienza tutte le attività che stiamo creando questa mattina. Ora ve lo voglio passare, lui può passare ai ringraziamenti. Io ti dico un bellissimo grazie al lavoro che hai fatto, un bel applauso che te lo meriti. Ora prende la parola per i saluti. Okay. Va bene, allora grazie per i complimenti. Però i complimenti devono andare doverosamente, cominciando con la conversazione che tu hai avuto con il nostro compaesano Antonino Crinelli, che poi mi hai chiesto di contattare, l'ho contattato, poi siamo stati a contatto anche con Gerolamo Mimmo Scovazzo in Germania, che ha provveduto tutte le foto e il file per creare questo calendario, che è stato fatto esattamente simile per come è stato disegnato quello a Partanna. E questo ha un significato veramente eccezionale, perché fa ricordare a tutti i partannesi del mondo, non soltanto noi qua a New York, ma anche quelli in Germania, quelli in Alta Italia e di altre parti del mondo, qualora lo osservino, lo vedano su Facebook o dove che sarà pubblicato. Ma per noi siamo veramente orgogliosi di avere questo pezzetto di Partanna che condividiamo con la pubblicazione che sarà fatta anche a Partanna,
e eventualmente questo video sarà visto un po' da tutti. È una cosa eccezionale, manteniamo il ponte tra New York e Partanna. Partanna ci rimane sempre nel cuore, non possiamo eliminare, non si può levare la Sicilia a Partanna dal cuore, si può levare a un siciliano da Partanna o dal cuore, però no, la Sicilia da Partanna e dal cuore. Grazie. Bravo, vogliamo ringraziare. Salve Partanna, sono Gerolamo Scovazzo, Mimmo. Sono qui questa sera per spiegarvi il perché di un altro gruppo che parla di Partanna e del nostro primo poster calendario. Allora, è successo che dopo 6 anni di collaborazione con un altro gruppo Facebook, per incompatibilità di opinioni e perché non c'era più affidabilità con qualche membro del gruppo, io, Vital Benganciola, Pasquale Stassi, Vito Piazza e il presidente Antonino Grinelli abbiamo deciso di dare le dimissioni. Loro, prima ancora di scadere il mandato del presidente, signor Grinelli, ci hanno tolto da amministratore del gruppo e di conseguenza a me personalmente mi hanno bloccato perché volevo delle spiegazioni. Ok, come si dice, si chiude una porta e si apre un portone. Verso la metà di maggio ho aperto un altro gruppo Facebook, ho contattato i miei compagni d'avventura, tra cui l'amico Gaspare Nastasi, che tanto aveva dato per far crescere l'altro gruppo, portandolo alla soglia dei 5.000 iscritti. Gli ho detto se volevano imbarcarsi in un'altra avventura e loro con entusiasmo hanno accettato. Abbiamo trovato il nome giusto da inserire ed è uscito fuori Tu ami Partanna, ieri, oggi e domani. Domani per le nuove generazioni. Insomma, fare tutto quello che avevamo lasciato e poter continuare per la nostra Partanna. Nel frattempo si sono aggregati altri collaboratori e ci siamo imbarcati in questa avventura. L'idea calendario è venuta al signor Grinelli, che da tanto aveva in mente di fare un calendario poster. Tutti hanno accettato la proposta e ci siamo messi al lavoro. Poi abbiamo pensato, perché non coinvolgere i partannesi d'America? E abbiamo contattato l'Associazione Concordia di New York. Hanno accettato. Abbiamo coinvolto pure il comune per mettere il simbolo del comune del nostro paese al calendario. Hanno accettato pure loro con tanto entusiasmo. Che dire ragazzi, spero sia che il gruppo e il calendario vi piaccia. Noi facciamo del nostro meglio. Poi sarete voi a giudicare. Un abbraccio, Partanna, e sperando che se finisce questa pandemia di vederci di presenza. Ciao.
Salve a tutti, sono Giuseppe Grifeo di Partanna, appartengo a una famiglia che è legata strettamente al territorio partannese, ma da tantissimi secoli, dall'XI secolo. È un destino che è strettamente intrecciato, connesso, e lo sviluppo dell'uno e dell'altro hanno sempre viaggiato insieme. Infatti, al famoso dubbio che mi sono posto più volte, alla famosa domanda che mi sono posta più volte e che ho posto una volta anche a Castello Grifeo in una serata di alcuni anni fa, è cosa sarebbe stato di Partanna senza Grifeo, cosa sarebbe stato dei Grifeo senza Partanna. Non può esserci una risposta certa. Partanna poteva essere oggi
senza Grifeo un centro molto più grande come non esistere per nulla. Stessa cosa per i Grifeo, senza Partanna si sarebbero potuti estinguere già tantissimi secoli fa, non essere più nulla, come potevano essere chissà che cosa. Quindi non si può ipotizzare niente sul passato, non si può ipotizzare niente su quello che è stato lo sviluppo nei secoli, sappiamo soltanto che le nostre anime, le nostre radici sono strettamente insieme connesse e lo resteranno per sempre, perché già oltre 9 secoli, anzi direi oltre 930 anni di vita non parallela ma intrecciata, non è cosa da poco, e quindi ci saranno almeno altri 930, un migliaio circa, da passare insieme. Il territorio deve essere promosso, lo abbiamo fatto molte volte nelle serate a Castello Grifeo, ma anche in altri eventi. Serate a Castello Grifeo, serate di gala per la raccolta dei fondi e il restauro di opere d'arte del patrimonio pubblico locale, tele del Settecento, anche statue del 1500, c'è tantissimo da fare e da salvaguardare, grazie a invitati che arrivano da tutta la Sicilia, dalla stessa Partanna, dall'Italia e anche dall'estero, e senza dimenticare i giornalisti, i miei colleghi giornalisti, grazie ai quali io riesco a promuovere il territorio. Lavoriamo quindi tutti quanti insieme per portare avanti questo sforzo, guardando sempre al passato, guardando sempre a quello che è il nostro forziere, il nostro tesoro, che è appunto questa storia, questa cultura millenaria che non ha valore perché è un valore incalcolabile. Quindi facciamone sempre di più la nostra base di partenza per avere un futuro sempre migliore, sempre più radioso, che spicchi e quindi venga anche conosciuto al di là di quello che è il confine della provincia, al di là di quello che è il confine siciliano, perché Partanna deve essere conosciuta altrove, come ho fatto spesso anche in articoli in quotidiani romani qui nella capitale dove io vivo. Quindi passato per migliorare il presente e per rendere splendido il futuro. Quindi un saluto a tutti quanti, ricordiamoci di questa storia da Giovanni I Grifeo, che col Gran Conte Ruggero ebbe in feudo Partanna nell'XI secolo, poi la conferma del feudo a Grifeo grazie all'atto, primo atto ufficiale di Re Ruggero II, il passaggio a Principato nel 1600 che rese Partanna uno dei centri di primaria importanza in Sicilia proprio perché Principato, e poi lo sviluppo fino all'Unità d'Italia e fino all'oggi, passando per momenti anche tragici come il terremoto della Valle del Belice nel 1968, evento dal quale poi i partannesi hanno ben risollevato la testa e sono riusciti a ricostruire anche molto del patrimonio storico in maniera splendida. Quindi sempre, sempre avanti e sempre con maggiore forza. Un saluto a tutti quanti. In questo gruppo io mi occupo della rubrica L'angolo delle prelibatezze, con cadenza solitamente settimanale. È una rubrica culinaria nella quale vengono presentati i piatti tipici partannesi e siciliani. Questa rubrica è nata perché l'arte culinaria, sviluppatasi in antichità, ha una forte valenza storica, culturale e religiosa. La nostra cucina italiana e siciliana soprattutto è apprezzata e imitata in tutto il mondo per la sua varietà e la sua qualità, legata sia alle materie prime sia alla loro preparazione. È ricca di specialità, basti pensare anche alla semplice caponata, che è un piatto unico e mescolato di 1000 sapori, alla cassata e al cannolo siciliano, alle arancine e alle panelle, che sono un piatto venduto e consumato per le strade, ma ci sono anche varie spezie come origano, menta, rosmarina, che rendono unici i nostri piatti, e ancora mandorle, pistacchi, olive, olio, uva, vino. Nel nostro paese c'è un ortaggio particolare che viene prodotto nella nostra proprio cittadina partannese, che è la Cipudia partannisa, il vero fiore all'occhiello dell'agricoltura locale.
Ha una sfoglia molto larga di colore rossastro, un aroma intenso e delicato, un gusto dolce e una carnosità unica. In cucina è un ortaggio molto versatile, lo si può utilizzare sia allo stato fresco, messo nelle varie insalate, oppure anche è utilizzato per le conserve, per i soffritti, ma anche come contorno e anche marmellata. Infatti nel frattempo che io vi sto illustrando tutto questo, vedrete scorrere alcune immagini di cipolla preparata da me, come la cipolla ammudicata al forno, gli anelletti di cipolla fritti in pastella e cipolle in agrodolce. Mi auguro che questa rubrica vi piaccia e che la seguiate con tanta attenzione. Grazie a voi per la vostra cortese attenzione. Salve a tutti. Certo che la vita ci riserva sempre nuove sorprese. Chi poteva immaginarsi di indossare le mascherine fuori dal carnevale? O di tenere le distanze per paura di non essere contagiati? A tal proposito ho voluto scrivere 4 paroline in dialetto siciliano per coloro che hanno il piacere di ascoltarla. Luttiamo alla rimusa. Già siamo in guerra e non sappiamo come. Lo nostro nemico non ne lo vediamo. Sappiamo solo che spesso le mani mal lavare. Uno con l'altro non ne potremo avvicinare per colpa di un virus particolare che attacca le prune e non ne fa ciatare. Non c'è giornata o telegiornale che di sto virus corona non si sente parlare.
Diciamo che è un killer assassino e che viene per cambiare lo destino. Ad esempio carnevale un estate. Paremo tutti vestuti mascherati o vestuti come le banditi. E le saluti e ne le diamo lontano. Al posto di stringere la mano, vomito con vomito ciucciamo. E a metro di distanza ne teniamo. Ma pure che sto virus si sfascia lo mondo sano e a tanti si è portato alla vita. Io sogno più certo che sicuro che presto vinceremo sta partita. Ciao a tutti, io sono Vitalba, anch'io faccio parte del gruppo Tuami Partanna ieri, oggi e domani. Sono una degli amministratori del gruppo insieme a Girolamo, a Crinelli, a Vito Piazza, Gaspare e Lino e tutti i collaboratori che ne fanno parte. Il mio ruolo è quello di condividere delle foto, raccontare dei detti e proverbi e organizzare dei concorsi. Grazie a Girolamo che mi ha dato questa opportunità di partecipare a questo meraviglioso gruppo. Un saluto a tutti voi, partannesi e non solo. Ciao! Ciao a tutti, mi chiamo Dino, anch'io faccio parte del gruppo Tuami Partanna ieri, oggi e domani. Vi leggerò una poesia di Antonino Crinelli intitolata Socco la natura crea, l'uomo disciude. Chisto è un detto malo pensato, tutto chiddo che lo terremoto ha salvato. L'uomo e le ruspe hanno sviluppato. Penso a tutti di belli edifici che lo terremoto aveva solo pizzicato e le ruspe hanno abbattuto. Lo terremoto l'aveva salvato, ma la mano dell'uomo l'ha sviluppato. Le partannese, pigliate alla sprovvista, non credevano a tanta ingiustizia. Solo Pace Russo si ribellava e la matrice così salvava. C'erano tante chiese con particolare che le ruspe fecero scomparire. Se non lo s'affenne, scrivo sti note dolente, socco la natura salva, lo disciude l'uomo ignorante. Salve, sono Anna Scovazzo e faccio parte del gruppo Facebook Tuami Partanna ieri, oggi e domani, ma sono stata una dipendente del comune di Partanna, la mia vita. In questi 40 anni ho assistito a un cambiamento radicale della vita amministrativa. Infatti le funzioni del comune oggi sono molto diverse, molto più numerose da quelle degli anni 60-70. In quegli anni infatti la funzione del sindaco era meramente rappresentativa, non avevano cioè alcuna autonomia, soprattutto finanziaria. Il sindaco però oggi viene eletto dai cittadini e non più dal gruppo degli eletti con maggiori voti. Gli assessori vengono scelti dal sindaco e non necessariamente devono essere politici. Ed infine i consiglieri comunali, eletti dai cittadini, hanno il compito di controllare l'operato della giunta e del sindaco. Oggi il sindaco si affida al lavoro dei capi settori per la realizzazione del programma elettorale e a loro dà in dotazione le risorse umane, il personale, le risorse strumentali, PC, sedie, scrivanie, materiali vari, automezzi e le risorse economiche. Ma le risorse economiche, le entrate, da dove vengono? Vengono dalle tasse dei cittadini, dai tributi e dalle imposte che il comune prevede di incassare nel suo territorio, nonché i trasferimenti, soldi, che riceverà da enti regionali, statali o altri enti pubblici. Fra gli uffici comunali esiste l'ufficio tributi, tanto amato, che controlla e sollecita il pagamento delle tasse dovute dai cittadini. Cittadini che cercano e talvolta trovano vari escamotage per non pagare alcun tributo e si credono furbi, ma non si rendono conto che così facendo però il sindaco non avrà i soldi per assistere le famiglie più disagiate, per i disoccupati, per le piccole riparazioni delle strade, per i servizi in nettezza urbana, per i trasporti e per i servizi scolastici, per le mense e per gli asili nido. Ma in tutto questo gli impiegati che ruolo hanno? Tempo fa, anni fa, tutto, dalla registrazione dei dati anagrafici elettorali, dagli atti della segreteria e della ragioneria, dai progetti tecnici, dai vari servizi della polizia municipale, veniva redatta a mano e poi copiata a macchina in diverse copie. Con l'avvento dei primi PC
una macchina da scrivere Olivetti che adoperava i primi dischetti su cui si aveva la possibilità di registrare le varie deliberazioni, si riuscì a velocizzare il sistema di scrittura degli atti. Venne anche acquistato il primo laboratorio elettronico, grande come una stanza, che però velocizzò il sistema dei pagamenti. Ma la rivoluzione più grande fu l'avvento di Internet nei primi anni 90. Tutti i dipendenti ebbero a disposizione un PC, si resero autonomi nella redazione e nella stampa di atti amministrativi. Ma un programma all'interno di una macchina, se non sai che c'è e come funziona, è come se non ci fosse. E allora siamo andati tutti a scuola. Tutti i dipendenti frequentammo a nostre spese e tempo dei corsi per imparare. Ma abbiamo lavorato sicuramente molto meglio, ma sia lo Stato sia la Regione hanno continuato nel tempo a trasferire competenze e servizi ai comuni, dimenticandosi di trasferire anche le risorse finanziarie e umane. Quindi tanto lavoro che gli impiegati devono fare in più, perché tutto il lavoro va pubblicato nella sezione trasparenza, oltre ad essere trasmesso allo Stato italiano per vari canali e programmi ministeriali. Quindi tutti password da imparare che non si finisce mai. Oggi un'altra rivoluzione informatica bellissima. Tutti i cittadini abbiamo la possibilità di entrare nelle carte comunali senza uscire di casa, collegandoci al sito ufficiale del comune attraverso internet, e possiamo vedere i nostri atti anagrafici, elettorali, tributari, purché muniti di una password elettronica o dello split. Volendo possiamo anche assistere alle sedute del Consiglio Comunale e partecipare alla vita amministrativa della città. Io oggi, in questo momento, auguro al nostro sindaco, che per tutti in questo periodo di Covid è come effettivamente un buon padre di famiglia, sta facendo tanto per noi tutti partannesi, e auguro anche un buon lavoro a tutti i miei ex colleghi. Ciao a tutti, sono Adriana Teri e sono moderatrice del gruppo. Mi occupo delle rubriche Partanna Oggi, Luoghi Dimenticati, Partanna e dintorni. Ho accettato questo ruolo con grande entusiasmo, spinta dall'amore verso la mia Partanna e la Sicilia. Vedo il gruppo come un modo per tramandare il passato e secondo me possiamo vivere bene il presente solamente se sentiamo il profumo del passato. Negli ultimi mesi stiamo attraversando un periodo particolare. Siamo stati colti di sorpresa tutto in un botto da un virus piccolissimo ma molto pericoloso e letale. Quindi è cambiato il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, i nostri pensieri. Siamo rimasti inizialmente immobili e lontano dai nostri affetti più cari. Le menti si offuscano di pensieri di tristezza, di ansia, di paura, ma al tempo stesso io vedo nella gente pensieri di rivincita, di cambiamento e grande speranza. Stiamo distanti oggi per riabbracciarci domani. Tramite il gruppo io non mi sono sentita distante, anzi mi sono sentita vicina a tutti voi, perché grazie al gruppo puoi salutare dei conoscenti, parlare con degli amici, puoi sognare leggendo una poesia nel gruppo, puoi rivivere il passato guardando una foto. Quindi per me il gruppo è vero, tiene unita la memoria, ma in questo momento ci tiene tutti uniti. Io lo sogno così il momento in cui il mondo sconfiggerà questo virus. Sogno che quel giorno scenderemo tutti per le strade e ci abbracceremo festeggiando. Vi volevo salutare con una poesia di Vincenzo Caruso. Si intitola Sicilia cara e bella. La Sicilia cara e bella è la terra delle fate, che possiede gran castella e palazzi illuminati, d'architetture intarsiata, di vignite e di giardini. È una terra di cantata, di Incia e fuori le confini. Tanti stirpi lo occuparono, gente e popoli diversi. I poeti ne cantarono armoniosi e duci versi. La Sicilia è nominata Pilevini e Logghiufino.
e pillaria profumata di Rusidde e Gelsomina, è la terra dell'amore, con fontane d'acque chiare, con l'arance di sapore, le turiste fan cantare. Grazie a tutti e vi auguro un sereno Natale. Mi chiamo Angelo Valenti e faccio parte di questo magnifico gruppo Partanna ieri, oggi e domani. Tempo libero vado a pesca con la barca e ogni tanto mi diletto a scrivere qualche poema, sicuramente con l'errore e chiedo scusi. Voglio augurare a questo magnifico gruppo gli auguri di buon Natale, di un buon anno e poi a tutti i miei paesani, alla mia Partanna, alla mia Sicilia e se volete, se me lo permettete, pure alla mia Italia, che possa finire tutto questo malessere che c'è. Ora ho una cosa al cuore che mi duole e lasciatemi dire e salutare un carissimo amico, un caro amico, per la perdita di una figlia. La morte di un figlio o di una figlia è la cosa più brutta che un padre o una madre possano ricevere della vita. L'amicizia che mi lega a questa persona, a questo padre, mi ha portato a scrivere delle parole di amore, ma anche di dolore, per la grande perdita. E così ho voluto dare un titolo a questa disgrazia, a questa storia. Il titolo è questo: Chianto d'un padre. Non si fa così. Te ne vai, lasciando un gran silenzio, lascia confusioni, cuori spezzati, cuori addolorati, occhi arrossati chine di pianto, progetti volati al vento. Che voto lasciaste da sta casa? Quanto calore, quanto amore abbiamo per te, figlia mia. Ora, dalle nostre cuori c'è solo disordine. Ora questi cuori restano malati perché non ti potremo dare più amore. Ne resta solo da alzare gli occhi al cielo e pregare il Signore. Rapidi cielo, rapidi che arriva una santa. Signore, affida Mattia, perché sono tu, parli con i santi. Ida era una santa e per questo viene di Dio. Grazie. I nostri più sentiti ringraziamenti a voi tutti per aver partecipato all'evento. Un ringraziamento particolare alla Società Concordia Partanna per la collaborazione. Grazie al vostro supporto e ai vostri stimoli siamo stati in grado di realizzare un modesto lavoro, un calendario popolare che vuole essere un dono per un nuovo anno ricco di pace e salute. Nella speranza di aver centrato l'obiettivo, vi ringraziamo ancora per il generoso sostegno che ci avete donato. La nostra forza siete voi. Cordialmente il gruppo Tuame Partanna, ieri, oggi, domani. Però senza più tempeste e vento, e comparisti tu come un lampo che abbrucia le notti e fa tremare la terra e le vini, pure un santo, custocchi arrobati al mare. Di donne venisti, di monne
sfatati, calata di angeli, di cieli stigliati, o veni di notte, scuro se funna, veggia di lume cori, si fito puro condanna, e tu mi porti, chissà te chi sta, tutta giuruta che pare una festa, tutti limitati, siamo solo uniati, veggia di lume cori, si vera opata, calalo sulle basso, le notti viglianti, senza più pensieri lati e senza più niente, e quando la luna se ne va tu sparisci, come un lampo come da mare le pesci, e quando la luna se ne va tu sparisci, come un lampo come da mare le pesci, e di lontano si sente un canto che spercia lo cielo come un lampo, lo sole è già spuntato di mare, e voi, bellezza mia, dormite ancora, e se di lontano t'arriva un canto, non è lamento, ma desio d'amore, ti voglio con la carne e con il cuore, fosse puro sonno, un cantesimo solo conto, di donne veniste, di monne patate, calata di l'angeli, di cieli stigliati, o bene di notte, scuro se funna, veggia di lume cori, si invita puro condanna, e donne mi porti, chissà te chi sta, tutta giuruta che pare una festa, donne limitate, siamo solo uniati, veggia di lume cori, si vera opata, calalo sulle basso, di notte viglianti, senza più pensieri lati, senza più niente, e quando la luna se ne va tu sparisci, come un lampo